Vado con l'elenco dei nomi: alla vicepresidenza l'assessore alla cultura e allo sport Mario Anzil, assessore alle finanze Barbara Zilli, assessore alla salute, politiche sociali e disabilità con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi, assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari, assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro, assessore alle attività produttive e turismo Sergio Bini, assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zagner, assessore alle infrastrutture e territorio Cristina Almirante, assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti, assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolén. Come capite quindi è una giunta che va in, penso, totale continuità con la precedente, di questo ne sono orgoglioso. Presidente, allora è soddisfatto? Si è chiusa la quadra sul Massimiliano 2? Sì, devo dire che è stato più semplice rispetto a costruire la prima giunta, perché la prima giunta ovviamente dovevamo scrivere su una tela bianca. Oggi scriviamo su una tela che ha già un buon pezzo del dipinto e quindi diciamo, la strada è stata decisamente più veloce, più semplice rispetto a quella del primo mandato, però penso che il primo mandato forse abbiamo perso un po' più in discussioni, però avevamo costruito una buona squadra. La testimonianza è anche la continuità che ha voluto dare nella nuova giunta. A proposito di continuità, l'assessorato alla salute è stato quello più pesante in questi 5 anni per il Covid, lo è storicamente, in questi anni ancora in maniera più pesante. Si è scelta la continuità, però c'è un rapporto anche da ricostruire, ad esempio con i sindacati, dove il clima era un po' teso negli ultimi mesi. Voglio dire, l'assessorato alla salute mi rendo conto e ringrazio Riccardi che ha ridato la disponibilità di continuare in un percorso estremamente complicato perché il sistema sanitario nazionale sta vivendo un periodo estremamente complesso in tutte le regioni. Lo dico anche in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, purtroppo ci sono criticità evidenti frutto di una mancata programmazione ventennale, dove sono mancati professionisti, dove mancano professionisti e oggi quelle scelte le paghiamo. E quindi penso che in realtà fare anche azioni di cambiamento avrebbero portato due danni. Uno, perdere una professionalità importante come Riccardo Riccardi, che ha lavorato molto bene dentro le difficoltà. In secondo, dover ricominciare da zero un lavoro che si è iniziato a costruire e che secondo me porterà sempre migliori risultati rispetto, ribadisco, a una situazione che oggettivamente vive in un quadro difficile. Patti finanziari con lo Stato, avete portato a casa 2 miliardi di risparmi sui trasferimenti nei prossimi 5 anni nella scorsa legislatura. Le relazioni adesso con Roma su cosa si imposteranno nei prossimi mesi e anni? Secondo me dobbiamo ragionare anche sulle competenze. Noi abbiamo alcune competenze che abbiamo portato a casa, penso alla questione dei tributi locali, fatto storico, penso a quello che adesso dovremmo normare sui contratti pubblici. Però ci sono altre competenze importanti a cui a me piacerebbe continuare a lavorare. Non ce l'abbiamo fatta nella prima legislatura, anche per una chiusura da parte di alcuni ministeri, ma penso, all'ufficio scolastico regionale, penso alla sovrintendenza. Sono insomma dei passaggi che potrebbero aiutare la risposta a dare ai cittadini. Qui quando si parla di competenze, io tengo a sottolinearlo, non è una questione di lotta per chi gestisce un potere o un altro, è come meglio si può erogare il servizio al cittadino.